Un carnevale piuttosto scarno e sotto le aspettative, quello andato in onda nella cittadina termale. Dopo che aveva rischiato più volte di essere cancellato per problemi di organizzazione, alla fine, anche grazie e soprattutto ai cittadini e al commissario prefettizio, si è tenuto. Al via di Carnevalavano, dalla storica partenza di via Flacco, c'erano diverse scuole del territorio e alcuni carri allegorici. A vincere tra tutti il carro di Bagnoli e premiate anche 2 scolaresche termali. Un carnevale che non si può definire sfavillante, ma a dir poco sufficiente. Alcuni hanno definito questo carnevale un po' troppo futuristico, visto che gli organizzatori hanno rinomato per tutta la kermesse il loro invito al prossimo anno, senza forse fare attenzione a organizzare bene questa tornata festiva. Swishamber Channel News, Abano Terme.